È con grande piacere che vi diamo il benvenuto all'interno del Teatro Olimpico di Vicenza all'edizione del 2016 del premio Leone del Veneto. Istituito dal Consiglio regionale già nel 1999, questo riconoscimento è rivolto a tutti quei cittadini veneti o di origine veneta che si sono distinti in maniera particolare su diversi campi, dalle scienze alle lettere, per passare all'arte, l'economia, la finanza, attività professionali, sociali ed umanitarie. Per me è veramente un onore essere qui nel teatro, secondo me, più bello del mondo. Io sono entrato qui per la prima volta ai tempi delle gite elementari e quando ci entro mi sembra veramente sempre di essere in un luogo bellissimo, splendido. Ricordavo prima, professor Faggin, questa quinta era a Shanghai nel padiglione Italia, appunto all'Expo del 2010, e vi assicuro che anche l'ammirazione di chi passava avanti era assolutamente doverosa alle bellezze appunto che il Palladio ci ha regalato. Devo ringraziare veramente il Comune di Vicenza e il Sindaco Variati che ci ha concesso questo spazio. Ringrazio l'Accademia Olimpica che è erede e custode ideale di questo capolavoro, l'associazione appunto degli ex allievi del Rossi, tutte le autorità presenti, nonché tutti voi che siete qui convenuti oggi e quanti si sono adoperati per la riuscita di questa giornata in cui consegneremo il premio Leone del Veneto, appunto istituito nel 1999 dal Consiglio regionale, per celebrare quei veneti che con la loro attività, il loro impegno nei più diversi campi hanno indubbiamente dato lustro alla cultura, alla storia, a quello che siamo come realtà veneta. Io ringrazio l'ufficio di presidenza che con me ha condiviso questa scelta, in particolare qui il vicepresidente Pigozzo e il consigliere segretario Guadagnini. Ringrazio per la presenza i consiglieri Fracasso, Moretti e Berlato. Non siamo proprio in tantissimi, ma fino a un'ora e mezza fa eravamo in Consiglio regionale a proseguire con l'esame di leggi importanti per la nostra regione. Il Leone del Veneto mi auguro che sempre più abbia un significato importante per le persone che lo ricevono. Come questa nuova legislatura regionale stiamo anche cercando di dare e creare significati particolari. Quello che vedete alle spalle, ad esempio, cogliendo i primi anni di infanzia del professor Faggin, abbiamo messo il Leone del Veneto con la stele di Isola Vicentina, che è la prima iscrizione dove si legge Genti Venete che sia stata mai rinvenuta. Quindi cerchiamo di legare queste cose sempre più al passato ma guardando al futuro. Ringrazio anche chi sta seguendo in nome e per conto della Regione Veneto il progetto Pax Tibi che sta aiutando appunto a mettere in evidenza le eccellenze del nostro territorio. Il professor Faggin, persona assolutamente squisita, come ricordavo prima ho avuto modo di conoscerlo alla festa dell'emigrante di Lusiana di qualche anno fa, e la semplicità, normalità con cui spiega le cose incredibili che ha fatto, penso sia veramente il segno che è un figlio della terra veneta, concreto, che guarda al futuro, che sa lavorare con intelligenza, è una delle eccellenze del nostro territorio. Allora, io sicuramente non sono il presidente Obama, io sono assolutamente umilmente il presidente del Consiglio regionale del Veneto, che è la più alta comunque istituzione democratica della regione del Veneto. Però penso che appunto abbiamo assolutamente azzeccato la scelta quest'anno, perché un premio secondo me doveva essere assolutamente riconosciuto a una persona che, vi assicuro, non è una frase gratuita, ha veramente cambiato il mondo con la sua invenzione, con le sue anche intuizioni che poi doveva far fatica a far conoscere a chi poi doveva utilizzarle sul mercato, quindi ha veramente cambiato il mondo questa persona che noi questa sera abbiamo avuto l'onore di poter premiare. Grazie ancora professore. Scienziato, ricercatore e imprenditore che con le sue invenzioni e ideazioni ha consentito lo sviluppo dell'informatica con la diffusione mondiale di strumenti innovativi ad alta prestazione, contribuendo così da protagonista
alla rivoluzione tecnologica al servizio dell'umanità. Il Consiglio regionale del Veneto conferisce al professor Federico Faggin il Leone del Veneto 2016. Presidente Ciambetti, Sindaco Variati, autorità, cari amici, parenti, signore e signori. È con grandissimo piacere e devo dire sono commosso dalla vostra accoglienza che ricevo questo premio prestigioso e un premio che ha un significato profondo per me perché mi viene dato dalla mia gente, dalla mia terra, dalla mia città, dalla mia regione, dove sono cresciuto, dove ho assorbito i valori della famiglia, della scuola e riceverlo poi in questo teatro che mi entusiasma ogni volta che entro, che mi commuove addirittura, è per me una gioia profonda. Quindi voglio ringraziare il Consiglio regionale del Veneto, voglio ringraziare la città di Vicenza per aver messo a disposizione questo teatro e voglio ringraziare gli organizzatori che hanno creato questa occasione per questo festeggiamento e mi dimostra devo dire, l'affetto e la stima che mi circonda della mia città e della mia regione. Grazie, grazie mille. No, voglio dire qualche altra parola. Voglio dire alcune cose della mia vita che sono stati importanti per me. Naturalmente io manco dall'Italia da circa 50 anni, sono partito appena sposato con Elvia Sardei, mia moglie, che mi ha sempre dato supporto e a cui devo molto, a parte i figli, ma devo proprio un legame di affetto profondo e di stima profonda. In California, dove sono arrivato nel febbraio del 68, ho trovato un clima completamente diverso, clima culturale, completamente diverso di quello che c'era qui. Lì erano venivano tutti da fuori, cioè invece di avere una città, una piccola contea fatta di gente che era lì da secoli, era tutta fatta da gente che veniva da altre parti degli Stati Uniti, da parte dell'Europa, dell'Asia e così via. E tuttora oggi gli americani in Silicon Valley sono in minoranza. La Silicon Valley è un esempio di un crogiolo di innovazione che è dovuta all'integrazione di culture che appartengono al mondo. Il microprocessore ha coinvolto 4 persone, io ero il capo del progetto, ma 2 americani, un giapponese e Dio, quindi già questa conquista è una conquista dell'umanità, non è soltanto una conquista mia personale. Ha usato la tecnologia che avevo sviluppato alla Fairchild e anche lì c'erano moltissime persone che venivano da tutte le parti del mondo. La mia prima parte della mia vita è stata una vita innovativa a livello tecnologico, però poi ho deciso di fare l'imprenditore e lì ho imparato delle cose nuovissime, perché per me ho imparato la finanza, il marketing e vendite, come le fabbriche, quindi da progettista di tecnologie o di circuiti ho dovuto imparare tutto il resto che ha permesso poi di portare innovazione nel mondo
attraverso l'integrazione di funzioni che facevano altri, e io ho dovuto trovare le persone e guidarle e imparare anche da loro. E questa attività è durata fino alla fine del 2008, l'anno in cui mi sono poi tolto dal chiamavano business, e però 30 anni fa, mentre studiavo le reti neurali alla Synaptics, mi sono chiesto, ma sarà possibile fare un computer consapevole? Sarà possibile creare una macchina che ha sentimenti come abbiamo noi? Beh, se crediamo alle storie che ci dicono gli scienziati, assolutamente sì, perché se tutto quello che esiste è materia, ecco che se la materia è quella che crea la consapevolezza, beh, allora si tratta di capire come si organizza la materia e anche un computer potrà diventare consapevole. Questo era come pensavo 30 anni fa. Allora mi sono messo a studiare un po', a cercare di capire che cos'è la consapevolezza, come si potrebbe realizzare e così via, e più studiavo, più mi sembrava un'impresa impossibile. Allora mi sono detto, vabbè, a questo punto, per studiare la consapevolezza, visto che è una cosa che abbiamo dentro di noi, allora comincio a studiarla con l'idea che la posso studiare dentro di me. Dopotutto io so che sono consapevole, penso che siete consapevoli anche voi, però non posso provarlo e voi non potete provare che io sono consapevole. Quindi l'unico test bed, l'unica esperienza che posso fare è di studiare me stesso, ed è iniziato un periodo che è durato e dura tuttora di studio della consapevolezza attraverso l'esempio personale della mia consapevolezza, naturalmente leggendo anche resoconti di altri e così via. E sono arrivato alla conclusione, circa 10-15 anni fa, che la consapevolezza deve essere una proprietà primaria dell'energia, chiamiamola energia, di cui tutto è fatto, di cui è fatto lo spazio, il tempo, la materia. Questa energia che crea una totalità indivisibile della realtà è consapevole. Naturalmente quest'idea l'hanno avuta già 5.000 anni fa gli indiani che hanno scritto i Veda, quindi non è un'idea nuova. Però per me è un punto di partenza invece di essere un punto d'arrivo. E quindi mi sono messo a studiare queste cose e adesso ho creato una fondazione, Federico F. Gene Foundation, che si occupa di dare fondi a persone che la pensano come me, nel campo accademico, in vari istituti e così via, per studiare questa proprietà fondamentale che ci distingue dalle macchine. Se noi ascoltiamo molti degli scienziati e dei tecnici dell'intelligenza artificiale, ci raccontano che fra 30, 40, 50 anni avremo delle macchine consapevoli. Io credo che non sarà mai possibile. L'uomo non è una macchina. E vi lascio con questo pensiero. Grazie mille.